Buonasera a tutti voi, siamo contenti che ci sia un misto in questa modalità un po' ambigua, vero? Presenza e a distanza, che ogni tanto rende le cose meno semplici di quello che uno immagina, però abbiamo un numero significativo, insomma, che non avremmo aspettato comunque qua in sala, e più abbiamo altrettante persone che sono presenti online. Allora, è il primo incontro del 2023 di questo Divagando Geografia e dintorni, di questo contenitore che ci siamo creati due anni e mezzo fa ormai, con l'idea di trovarci più o meno ogni mese, saltandone alcuni durante l'anno, e di organizzare alcuni incontri che fossero spesso di dialogo tra la geografia e gli altri ambiti disciplinari, gli altri campi disciplinari. E infatti una delle nostre idee iniziali che cerchiamo di mantenere è quella di chiamare spesso relatori che non sono geografi. Chi organizza sono i geografi, che sono qua presenti o a distanza alcuni, ma anche oggi due relatori non sono geografi. Di trattare naturalmente temi che si incrociano con l'interesse geografico, ma letto da punti di vista anche diversi, dunque per favorire il confronto. Non entro nel merito dell'incontro di oggi, perché poi ci sarà un moderatore, ci sono i due relatori che ringrazio per la loro disponibilità, per essere venuti qua oggi a iniziare il ciclo di 4 incontri del 2023 della porzione invernale primaverile. Vi dico già che ne avremo altri 3, appunto, che in questo caso hanno un fil rouge, che è quello del turismo, letto da anche qui, o turismo come e le sue contraddizioni, turismo legato soprattutto al turismo montano, il turismo degli sport invernali e ai cambiamenti climatici, ho letto da altre sfaccettature, ma avremo 3 incontri, uno a marzo, la giornata il 3 marzo, dunque come oggi, giustamente, e poi avremo slittata un po' in avanti perché c'è Pasqua, il 14 aprile, e va a inserirsi all'interno delle iniziative della Notte della Geografia, questo evento europeo che geografi hanno organizzato dai vari organismi appunto europei e internazionali della geografia, e noi ci inseriamo con un evento di Divagando legato con una presentazione di un libro che tratta proprio tematiche del turismo della neve legato ai cambiamenti climatici, e poi concluderemo nel mese di maggio con un incontro sempre sul turismo con una sfaccettatura diversa, organizzato dal nostro collega qui presente Zacomer, con dei relatori anche in questo caso esterni, sempre con l'idea di avere poi più voci che possano confrontarsi tra di loro. Io direi che vi ringrazio ancora e do la parola a Federico, appunto, che modera oggi questo incontro, e grazie ancora ai due relatori. Grazie Andrea, buongiorno a tutti e tutte. La presentazione di oggi è quella dal titolo "Misurare il consumo di suolo per uno sviluppo oltre la crescita". Abbiamo, come già stato accennato, cercato di mettere insieme due figure che si occupano in maniera diversa di consumo di suolo, e cercare di costruire un dialogo tra queste due figure. Quindi prima avremo Elisabetta Pecol e poi invece avremo Silvio Cristiano. Iniziamo subito da Elisabetta Pecol, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Udine, del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, e docente di analisi e pianificazione del territorio rurale nel corso di laurea magistrale di analisi e gestione dell'ambiente. Effettua ricerca sull'analisi dell'uso del suolo, in particolare sul consumo di suolo e i connessi impatti ambientali, e su metodi di pianificazione sostenibile finalizzati alla valorizzazione e tutela dei paesaggi e dei servizi ecosistemici. Quindi assisteremo prima a una sua presentazione di circa 20 minuti, poi passerò la parola a Silvio, e dopodiché incominceremo ad avere un po' di dibattito, cercando di mettere in relazione i due interventi di oggi. Grazie. Grazie, ringrazio i colleghi geografi per l'invito e per aver messo in agenda questo tema del consumo di suolo, che è un tema nevralgico sia nelle agende dei politici e sia anche per la popolazione, anche se per appunto motivi diversi. Ho organizzato l'intervento parlando un po' del tema della misura e di come ci sono diversi modi di misurare il suolo. Parlerò anche di che cosa consumiamo e per che cosa, e anche un po' qual è la visione futura che ci dà la nuova strategia tematica per il suolo.
Parlando della misura, ci sono diversi metodi di misurare il consumo di suolo e questo è, come i geografi sanno, le carte e i database territoriali sono dei modelli e sono appunto un'interpretazione della realtà, e quindi questo è il modo di misurare il consumo di suolo di ISPRA, che penso tutti voi conoscete, cioè si misura a livello nazionale, su tutta la nazione, l'impermeabilizzato, cioè le superfici impermeabilizzate, cioè coperte da uno strato impermeabile. Questa è Udine e quindi si misura queste aree in rosso, sono il suolo consumato, e le aree libere sono appunto il suolo non consumato. Ovviamente il vantaggio di questi monitoraggi, che vengono fatti ogni anno e quindi ci consentono una misura annuale, è che sono standard per tutta Italia e sono anche piuttosto dettagliati. Non c'è però un dettaglio sufficiente nella legenda, proprio perché le classi, vedete, sono abbastanza semplificate. E il suolo consumato viene diviso poi in consumo irreversibile e consumo reversibile. Quindi ci sono alcune classi, come per esempio i cantieri oppure anche i parchi fotovoltaici, che vengono considerati consumo reversibile, in quanto si pensa che una volta liberato l'impianto, l'area ritornerà, seppur compromessa e secondo me disturbata, alla sua funzione, che generalmente è agricola. E se appunto facciamo un ingrandimento, vediamo che questi rilevamenti producono dei dati cosiddetti raster, cioè dove ogni cella ha una dimensione di 10 per 10 metri a terra. E quindi fondamentalmente c'è, vedete, in questo caso è Piazza Primo Maggio, è il castello, quello che viene consumato sono tutte le aree impermeabili, mentre il verde urbano, per esempio, o i campi di calcio o campi sportivi, vengono considerati in questo tipo di rilevamento come non consumati e quindi non rientrano nei conteggi di ISPRA. Ci sono però alcune regioni che effettuano i loro monitoraggi regionali, quindi la misura del consumo di suolo, sulla base invece del rilievo dell'uso e della copertura del suolo. E quindi le aree urbanizzate vengono categorizzate, vedete, in una serie di categorie, quindi vedete questi codici distinguono diversi usi del suolo urbani, quindi abbiamo per esempio il residenziale, l'industriale, il commerciale, vedete questa è sempre Udine. E quindi questa purtroppo è una cartografia digitale vecchia, datata, perché è del 2000, perché la nostra regione purtroppo non ha intrapreso l'aggiornamento e soprattutto la creazione di carte dettagliate, come invece hanno fatto altre regioni, per esempio il Veneto e la Lombardia, che pur essendo le regioni che consumano più suolo in Italia, sono anche quelle che hanno i migliori dati per poterlo misurare. E quindi in questo tipo di diciamo rilevamento, vedete, questo per esempio è un particolare della leggenda, della regione Veneto, dove si distinguono addirittura, non so, il centro città, vari tipi di tessuto urbano residenziale, quindi c'è una categorizzazione molto dettagliata e ovviamente c'è la possibilità di distinguere le varie funzioni. In questo tipo di rilevamenti, per esempio, il verde urbano viene considerato come area consumata. E quindi perché? Perché comunque è una destinazione urbana, non è non è un uso del suolo agricolo, un'area naturale. Poi per esempio un'altra, diciamo, in alcune leggi contro il consumo di suolo approvate da alcune regioni, il consumo di suolo si basa su un concetto di destinazione d'uso del suolo che viene appunto, cioè deriva dai piani regolatori generali comunali. E questa per esempio è una carta della zonizzazione di un piano regolatore, questa è sempre Udine, Piazza Primo Maggio e il Castello, e vediamo che in questo caso ci sono le diverse destinazioni d'uso. In questo caso ciò che viene in alcune leggi, ciò che viene ritenuto come area urbana e quindi diciamo già consumata,
sono anche le aree dove è prevista un'urbanizzazione, cioè non sono state ancora edificate, ma da piano regolatore si prevede che dal momento dell'approvazione a chissà quando, forse anche mai, cioè, hanno la potenzialità per essere edificate. Questo, diciamo, questo aspetto fa sì che le regioni, alcune regioni così facendo, si creano un serbatoio di aree che sono allo stato di fatto libere, cioè magari ancora agricole, ma che sono destinate a essere urbanizzate e che nel momento in cui si andrà a misurare il consumo non risulteranno come consumate. Perché? Perché sono già state misurate come aree urbane, anche se non lo sono di fatto. Quindi diciamo che c'è un serbatoio di aree di residui che non è già stato urbanizzato, che potrebbe diventarlo o forse no, e che risulta in molte misurazioni regionali come area già consumata. Questo che cosa porta? Questo diverso modo di misurare il consumo di suolo porta anche a misurare diverse superfici, quindi per esempio questo è abbiamo fatto uno studio in alcuni comuni della provincia di Vicenza, perché c'erano tutte le cartografie necessarie. Qui vediamo nel comune di Cassola le superfici consumate in giallo, secondo appunto il concetto di suolo impermeabilizzato, oppure appunto qui ci sono le superfici, diciamo, considerate come consumate secondo il concetto dell'Unione Europea, che inserisce nel consumato anche per esempio il verde urbano o tutte le aree urbane, anche non impermeabilizzate. E poi abbiamo il, diciamo, consumo di suolo secondo alcune regioni, dove si includono come già consumate anche le aree che sono solamente previste, cioè che hanno una previsione di, diciamo, di urbanizzazione. Quindi un aspetto da sottolineare è proprio: cerchiamo sempre di guardare tra le pieghe delle leggi regionali quando ci propongono e vediamo dei disegni di legge contro il consumo di suolo, e cerchiamo di capire anche da dove emergono i numeri che poi noi andiamo a utilizzare, perché appunto provengono molte volte da metodi diversi. Per guardare un po' di dati, questi sono dati derivanti dai monitoraggi ISPRA. Che cosa vediamo? Che nel Friuli Venezia Giulia la superficie totale consumata impermeabilizzata è aumentata nel tempo, cioè dal 2006 al 2021, e siamo arrivati appunto a oltre 63.000 ettari. E soprattutto che cosa vediamo? Vediamo, se consideriamo la variazione annuale, cioè questo grafico in giallo, la linea gialla ci mostra la variazione annuale. E mi è piaciuta metterla in relazione con delle importanti documenti di indirizzo internazionali come l'Agenda ONU 2030, che sono stati appunto approvati in questi anni, la tabella di marcia dell'Unione Europea nel 2011. Per esempio la tabella di marcia che cosa diceva? Che già dal 2011 bisognava ridurre l'incremento di consumo di suolo. Questo è avvenuto negli anni, diciamo, successivi, ma per poi avere un picco nel consumo. Vedete, siamo andati a quasi 280 ettari tra il 2016 e il 2017, per poi scendere, e nell'ultimo anno, questo il grafico è un po' spostato, ma si riferisce alla variazione 2020-2021, abbiamo perso circa appunto 98 ettari, quindi c'è stato un incremento nel consumo. Da che cosa è derivato questo picco? Principalmente dalla costruzione di infrastrutture ed in particolare la terza corsia dell'autostrada, fondamentalmente. Un altro aspetto è quello di mettere in relazione il consumo diciamo per gli abitanti, e vediamo che sempre su dati ISPRA nella nostra regione il consumo per abitante è notevolmente più elevato, vedete intorno, diciamo, ai 130 metri quadri per abitante rispetto appunto alla media italiana, con le province di Udine e di Pordenone che appunto sono quelle che hanno la media pro capite più alta, anche perché oggettivamente le altre due province sono anche più densamente popolate, quindi mettendolo in relazione con gli abitanti c'è anche questo aspetto da considerare. Ma soprattutto per che cosa consumiamo?
Abbiamo fatto uno studio recentemente pubblicato sul rapporto del Centro di ricerca sul consumo di suolo del Politecnico di Milano, che prende in considerazione il consumo di suolo tra il 2012 e il 2019, ma soltanto le aree sopra una certa dimensione, cioè sopra i 2000 metri quadrati, cioè le aree di una certa importanza, una certa dimensione. E che cosa è stato fatto? Tutte le aree ISPRA, cioè queste aree impermeabilizzate, sono state manualmente interpretate a partire da immagini da telerilevamento. E che cosa è emerso? È emerso che appunto la parte del leone, cioè il 41 circa per cento, è un contributo delle infrastrutture di trasporto ed in particolare soprattutto la terza corsia dell'autostrada. Ma poi emerge anche che quasi il 10% di queste aree è invece dovuto a aree residenziali, cioè lottizzazioni che vengono effettuate in aree rurali di edilizia sostenibile, che come dicevo questa mattina in un intervento radiofonico non è molto sostenibile se viene effettuata su aree agricole, come appunto il più delle volte avviene. Un altro aspetto interessante è la comparsa di consumo di suolo per impianti da biogas che tocca e supera anzi il 6% del totale del consumo, e per impianti fotovoltaici che noi abbiamo considerato come consumo di suolo, a differenza di ISPRA, che tocca quasi il 5%, quindi superiamo il 10% per quanto riguarda superfici utilizzate per energie rinnovabili. E quindi vediamo che anche queste percentuali sono anche destinate ad aumentare, secondo noi, per quanto riguarda anche un po' i finanziamenti che vengono dati con il nuovo PNRR. Ecco, che cosa consumiamo? Cioè, quando appunto andiamo a escavare e a edificare, è bene tenere presente che il suolo non è soltanto lo strato superficiale che noi vediamo, ma è una diciamo, risorsa non rinnovabile che si approfondisce di 2-3 metri, composta da minerali, da sostanza organica, da aria, da acqua. E soprattutto costituisce un ecosistema per milioni di organismi vegetali e animali che quindi svolgono importanti funzioni e che fanno sì che il suolo proprio vada a essere una risorsa fondamentale in una serie di cicli che sono il ciclo del carbonio, il ciclo dell'azoto, il ciclo dell'acqua. E che appunto che sia anche una risorsa che proprio svolge importanti servizi ambientali ed cosiddetti ecosistemici. Ecco, ed è importante anche sapere che nel momento in cui andiamo a distruggere un suolo, siccome un suolo per costituirsi impiega decine di migliaia di anni o milioni di anni, possiamo considerarlo praticamente perso. Proprio per questo motivo il suolo peraltro entrando nel ciclo del carbonio è responsabile della fissazione del 20% delle emissioni di CO2 globali, quindi è un'importantissima risorsa anche per quanto riguarda il conseguimento dei nostri obiettivi di neutralità per quanto riguarda appunto il problema del clima. E soprattutto è importante sapere che i suoli fertili sono una veramente bassa superficie rispetto al totale della superficie terrestre e sono, vedete, questi evidenziati in bianco e vedete che i suoli fertili sono soprattutto concentrati in Europa, siamo fortunati, in alcune zone come appunto del Nord America, dell'India, ma per questo appunto a maggior ragione secondo me dovremmo essere più responsabili in una loro gestione sostenibile. Ecco, proprio per questi motivi la Commissione europea ha approvato alla fine del 2021 una nuova strategia tematica a difesa del suolo.
e proprio perché il suolo viene visto come una risorsa fondamentale anche per conseguire i nostri, diciamo, obiettivi di sviluppo sostenibile e di resilienza rispetto ai cambiamenti climatici. E quindi che cosa prevede questa strategia? La messa in atto di una serie di azioni già da svolgersi già entro il 2030 per la protezione e per una gestione sostenibile del suolo, l'approvazione di una nuova direttiva europea a difesa del suolo già entro, dicono almeno, speriamo che sia così, il 2023. Da ricordare che il suolo è l'unica risorsa che non ha ancora una direttiva rispetto alla direttiva delle acque, la direttiva a difesa dell'aria, e quindi diciamo che è importante che questa direttiva venga approvata. E quindi si prevedono anche delle azioni, appunto, vedete, il suolo quindi viene considerata una risorsa fondamentale per le nostre sfide future. Che cosa quindi ci dice questa strategia? Che vengono promosse delle azioni, previste delle azioni per evitare il più possibile di consumare suoli naturali, e soprattutto l'importante è riutilizzare aree urbane già magari in disuso, già utilizzate, quindi costruire sul costruito. Ma soprattutto ridurre anche al minimo gli impatti, cioè dice, se dobbiamo costruire cerchiamo di farlo non sui suoli per esempio più produttivi dal punto di vista agricolo o che svolgono servizi ecosistemici importanti. Ed infine appunto si parla di compensazione, che è già più difficile penso dal punto di vista pratico, perché si prevede, cioè si ragiona in termini di consumo di suolo netto, cioè se andiamo a impermeabilizzare, a consumare in una certa zona, cerchiamo di deimpermeabilizzare e di liberare aree urbane in un'altra. Ovviamente credo che dal dire al fare sia molto più complesso. Ecco. Noi abbiamo una suggestione che viene da nostri studi, è quella per esempio di ragionare sulle previsioni residue dei piani regolatori generali comunali. Nel senso che, vedete, questa è un'area prevista, diciamo qui sulla sinistra, vediamo che è un'area industriale. Abbiamo fatto uno studio sempre con i colleghi del Politecnico di Milano e abbiamo messo a punto una metodologia per misurare e capire dove stavano le aree che sono state previste come aree urbane, ma che non sono state ancora edificate, cioè i cosiddetti residui di piano. E andando ad applicare questa metodologia sulle aree in particolare produttive e commerciali, vedete, queste sono tutte le aree produttive e commerciali della regione. Qui dobbiamo ringraziare la regione Friuli Venezia Giulia che diciamo ci ha messo a disposizione il mosaico dei piani regolatori, e appunto su queste aree abbiamo calcolato che circa il 21% di queste aree non è stato ancora edificato, cioè sono dei residui, e potrebbe essere edificato in futuro, ma abbiamo anche considerato che alcune di queste aree probabilmente non verranno mai edificate, sono aree su cui i proprietari pagano anche un'IMO più alta rispetto ad una destinazione agricola per esempio. Alcune di queste aree sono in zone a pericolosità idrogeologica non elevatissima, ci sono diversi gradi di pericolosità idrogeologica, però alcune sono anche diciamo in queste zone. Alcune si trovano su terreni agricoli produttivi dal punto di vista produttivi e quindi diciamo pregevoli, e quindi ci chiediamo se non sia il caso di prendere in considerazione una retrocessione a destinazione agricola di almeno alcune di queste aree, perché il 14% di questi residui appartiene a lotti che non sono stati neanche iniziati, cioè sono aree che sono destinate ma non sono neanche state iniziate, non sono state praticamente edificate per nulla. Quindi ci chiediamo se non sia il caso, visto anche il contesto in cui stiamo ragionando, di riconsiderare, e alcuni comuni l'hanno fatto, comuni non in regione, c'è stata una retrocessione
con delle varianti di piano, cioè aree che erano state destinate a essere aree urbane sono state retrocesse ad aree agricole, anche su richiesta dei proprietari, anzi soprattutto su richiesta dei proprietari che non avevano intenzione di edificare. Un altro aspetto da considerare è, dovendo eventualmente costruire o edificare, è considerare i servizi ecosistemici che svolge il suolo e le funzioni dei suoli. E questo è uno studio che abbiamo fatto già 10 anni fa nella zona di Pordenone. Vedete, questa è Pordenone, la città di Pordenone è in nero e praticamente abbiamo mappato le funzioni dei suoli. Per esempio, la mappa in alto a destra ci mostra quali sono i suoli che sono in colore più scuro, che contengono più sostanza organica, più carbonio. Quindi se andiamo a costruire su questi suoli, liberiamo, diciamo, mineralizziamo la sostanza organica che viene liberata nell'atmosfera e quindi impattiamo maggiormente. Guardando le mappe nella parte bassa dello schermo, la capacità protettiva dei suoli verso le acque profonde o superficiali varia, e quindi i suoli hanno la capacità di filtrare inquinanti o di bloccare la traslocazione di inquinanti. Quindi andando a vedere, per esempio, di questi suoli, quali sono i suoli che hanno le maggiori capacità protettive, ovviamente si cercherà di tenere in considerazione di non andare a impattare su suoli che svolgono molto bene questa funzione. Così come anche la vocazione agronomica. Ci sono dei suoli, vedete nella zona di Pordenone, nella zona sud-est, che hanno una maggiore vocazione agronomica rispetto a quelli a nord. Andando a sintetizzare queste mappe, abbiamo preso in considerazione, solo adesso mi avvio alla fine, queste mappe per andare a creare un'unica mappa. Questa è un'unica mappa che praticamente sintetizza queste capacità, e vediamo che in blu diciamo sono delle aree che dal punto di vista delle funzioni che svolgono i suoli sono più, chiamiamole, pregevoli, più di qualità. Quindi in un'ipotesi, vedete, questa è una modellizzazione di un'urbanizzazione ulteriore che viene visualizzata in rosso, possiamo andare a capire quali possono essere le aree che verrebbero maggiormente impattate, tenendo in considerazione proprio le funzioni che svolgono i suoli e i servizi ecosistemici dei suoli. E quindi, per orientare ovviamente la pianificazione e dire, vabbè, se proprio dobbiamo costruire, cerchiamo di farlo in zone dove non andiamo a impattare fortemente sulle funzioni dei suoli. Per chiudere, appunto, mi piace ricordare che proprio, diciamo, con i colleghi geografi, nell'ambito del piano paesaggistico regionale avevamo lavorato in un gruppo di lavoro che aveva redatto una proposta di linee guida sul consumo del territorio, perché era una delle, diciamo, documenti, delle parti previste dal piano paesaggistico regionale. E questa bozza che è stata completata e presentata alla Regione comprendeva proprio una serie di strategie basate su una proposta di una rete di spazi aperti che richiamava il modello delle infrastrutture verdi, quindi contenere e cercare di contenere il consumo di suolo, di orientare la pianificazione, ma basandosi proprio sulla, diciamo, valorizzazione dei servizi ecosistemici che può fornire proprio una rete, degli spazi aperti messi in rete. Purtroppo, appunto, per diciamo, tutte le linee guida del piano paesaggistico sono rimaste in stand-by, e quindi questo documento è rimasto in un limbo che io spero che prima o poi verrà sospeso e riprenderà un po' un cammino più positivo. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Elisabetta. Passiamo a Silvio Cristiano, dottore di ricerca in architettura e città allo UAV, ingegnere civile ambientale, docente a contratto di politica dell'ambiente del laboratorio di sostenibilità all'Università Ca' Foscari di Venezia, e non alla UAV come erroneamente scritto nella locandina, dove è anche assegnista di ricerca in ecologia e in tecnica e pianificazione urbanistica. Lavora anche presso l'Università di Bologna e anche all'Università di Udine con il gruppo del professor Sandro Fabbro
nell'ambito del coordinamento scientifico del piano di governo del territorio della regione Friuli Venezia Giulia. E voglio veramente fargli i complimenti perché recentemente ha vinto 2 posizioni RTDA in pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale all'Università di Padova e Firenze, e quindi dovrà scegliere dove vorrà andare. Bene, grazie. Grazie Federico, grazie a tutto il gruppo per l'invito. Allora, rispetto alla professoressa Peccol cerco di fare anche dei ragionamenti che più mi competono, insomma, nei miei settori, insomma, anche se mi piace anche navigare tra settori. E anche una panoramica, ecco, da vari particolari che ci ha offerto anche sulla conoscenza dell'uso del suolo, anche a livello del metro quadro, dei 10 metri quadri, a uno sguardo più d'insieme, insomma. E da una parte a interrogarci insieme sullo scarto tra la consapevolezza del problema, non è da ieri che si inizia a parlare di consumo di suolo, alla proposta di soluzioni, oppure all'analisi critica di quelle che sono le azioni messe in gioco, a cominciare da forse quelle le misure più ambiziose, che sono quelle già richiamate, questo no net land take by 2050, quindi no al un consumo di suolo zero netto da qui al 2050, e ancora prima, una decina d'anni prima, sempre a livello di Unione Europea, le linee guida per buone pratiche per limitare, mitigare e compensare la cosiddetta sigillazione del suolo. E ora qui dai miei settori, insomma, almeno dalla parte urbana, gli studi urbani, cito ad esempio 2 esperienze che spesso vengono richiamate, qui analizzate ad esempio in un contributo dei colleghi di Roma 3, Federico Brogini e Marco Ranzato, che ci portano gli esempi parigini e di Francoforte, ad esempio del Jardin-Joyer, un ex parcheggio abbandonato che è stato, quindi asfalto, o insomma bitume, che è stato parzialmente desigillato, ma con le lastre già ancora presenti, queste lastre di asfalto lì presenti, piantumato con 100 alberi, 1000 piante, 100 alberi arbusto, 1000 piante e 2000 semi, per far crescere una foresta urbana sul sedime del vecchio parcheggio. Un'esperienza, questo sono 1600 metri quadri, relativamente piccolo, sicuramente più piccolo dell'ex aeroporto di Bonam a Francoforte sul Meno, del 2003, con 50 alberi che sono diventati una foresta che viene descritta come tuttora in evoluzione. Però al di là delle buone pratiche e delle linee guida, quello su cui mi interrogo e vorrei interrogarci è anche il fine ultimo delle operazioni e la scala, l'intervento puntuale o un intervento, se vogliamo, sistemico. E quindi ad esempio cosa può significare una foresta urbana che nasce comunque su delle lastre di cemento rispetto a un uso di suolo fertile per la produzione del cibo. Quindi c'è da una parte il cosiddetto così anche molto utilitarista, antropocentrico, il servizio ecosistemico, abbiamo l'anidride carbonica che viene convertita in ossigeno con una foresta urbana, e dall'altra la possibilità di coltivare il cibo. E anche lì potremmo, anzi, a proposito di esperienze urbane, rapportarla ad esempio alle esperienze virtuose degli orti urbani, gli orti comunitari urbani, quindi l'esperienza di esempio, l'esperienza puntuale, ma che si fa portatrice di un messaggio. Ma la domanda è come ci si rapporta ad una nuova epoca, insomma, a una nuova epoca che potrebbe essere diversa da quella che abbiamo conosciuto. E mi soffermo anch'io sull'aggettivo netto. L'aggettivo è il no al consumo di suolo netto, che può essere una scappatoia. Ad esempio c'è una collega urbanista che mi racconta nella città dove vive e lavora, viene declinata come consumo di suolo netto rispetto al piano regolatore, se vogliamo, ha regalato una campagna intera alla speculazione edilizia. E quindi un consumo di suolo netto rispetto a scelte scellerate del passato. E quindi è davvero un consumo di suolo zero. Quindi si può dire a livello di rendicontazione, quindi a livello di amministrazione pubblica, che è un consumo di suolo zero, ma se lo andiamo a guardare bene non è un consumo di suolo zero, è un proseguire ad libitum degli errori del passato, quindi non rendendoci conto che siamo forse di fronte ad una nuova epoca. Questo. Quindi da qui andiamo ben oltre la pianificazione, l'urbanistica, la geografia o la pedologia, andiamo di fronte anche a delle questioni etiche, culturali, epocali nel rapportarci ad una nuova epoca. E su questo mi piace, e tra l'altro una parentesi, veniva dimostrata, trovo molto efficaci questo rapportare alcune tendenze a delle scelte politiche, ad esempio l'agenda ONU del 2030,
al 2030 e al 2015, a cui è seguito un'impennata nel consumo di suolo. Perché? Perché parliamo di sostenibilità o parliamo di sviluppo sostenibile? Insomma, studi critici dicono che sono degli opposti, degli un ossimoro, perché spesso viene preso per una crescita che viene dipinta di verde, ma l'obiettivo principale è quello di una crescita. È una crescita economica e quindi anche una crescita della rendita e quindi anche una crescita inevitabilmente del consumo di suolo, perché si tratta di lavorare su quello, e discipline come l'urbanistica con questo anche si misurano tacitamente o meno. E quindi parliamo di consumo di suolo zero, abbiamo 10 anni di buone pratiche dell'Unione Europea, tanto riempirsi la bocca, ma a tutt'oggi, 2020-2021, i più drammatici degli ultimi anni, in Italia vengono consumati 10 ettari al giorno, 30 campi di calcio. Insomma, su 30 milioni di ettari di superficie nazionale, e questo porta da una parte un rischio tradizionale, quindi andare anche a costruire in zone che sono sempre più soggette a rischi idrogeologici, ad esempio una vulnerabilità territoriale che appunto si combina a altri consumi di suolo, il classico esempio del taglio delle foreste che crea le frane e ogni volta ci si stupisce delle tragedie delle alluvionali, ma anche i nuovi rischi, quelli che io chiamo i nuovi rischi di questo secolo. I rischi in cui non tutto il pensiero, la mentalità che ancora domina, che ancora governa le scelte, almeno in questo paese, se vogliamo considerare come se il confine nazionale contasse, che dominano delle scelte che sono nate in un'epoca molto diversa da quella in cui viviamo, quell'epoca, se vogliamo, anche del boom economico, di questa crescita che non è fattibile, al di là che sia desiderabile, una serie di cose potrebbe non essere, potrebbe non permettercela, e forse tutto questo sta scricchiolando negli ultimi anni, ai noi, con una pandemia, con una guerra che si acuisce alle porte e che ci ricorda che anche l'energia è limitata, le risorse sono limitate e anche il cibo è limitato, ci rendiamo conto, e purtroppo finalmente, che la maggior parte del grano con cui facciamo le eccellenze italiane della pasta viene dall'Ucraina, in realtà viene tutto dal Canada, perché è più proteico, la pasta è più al dente. Però ci rendiamo conto che dal mutare di alcune dinamiche geopolitiche, ma sono anche ecologiche, climatiche, o un'interconnessione tra queste due e chissà quante altre, perché ai noi Antonio Guterres, il segretario delle Nazioni Unite, un anno fa, a presentare il rapporto del terzo gruppo di lavoro dell'IPCC, della Commissione Intergovernativa sui Cambiamenti Climatici, va con voce rotta dicendo che qui ci stiamo avvicinando a dei punti di non ritorno che non possiamo controllare. Ovviamente prende Lenton ed altri che hanno pubblicato su Nature, insomma delle persone che si occupano di scienza, e cerca di declinarle. Quindi quello in cui voglio parlare io oggi, una breve sollecitazione per poi avere, si spera, un dialogo con la collega e con la platea, di come declinare il consumo di suolo nell'ottica, appunto, e il titolo è in questo sviluppo oltre la crescita. Ora, con il collega Karl Kremer del Politecnico di Torino abbiamo pubblicato di recente per Castelvecchi Città oltre la crescita, un dibattito internazionale per trasformazioni urbane, aggiungerei territoriali, ecologiche e sociali. E quindi declinare il tutto all'interno di mettendo in dubbio, diciamo, siamo in accademia, quindi il dubbio forse dovrebbe essere un elemento guida, l'abitudine o i paradigmi dominanti in cui siamo abituati a ragionare. Quindi quando ragioniamo, ad esempio, di risorse non rinnovabili, della cosiddetta transizione energetica, non si sa verso cosa, sicuramente via dal fossile, almeno a livello teorico, perché poi comunque il fossile è lì. E il fossile è qualcosa di non rinnovabile, anche il suolo fertile è qualcosa di non rinnovabile. E quindi forse non c'è anche abbastanza consapevolezza di questo limite. Quindi il consumo di suolo fertile è come consumo di petrolio, di gas, però forse è peggio perché dietro l'angolo non abbiamo più un qualcosa che possiamo coltivare in livello di emergenza. Ovviamente possiamo allontanarci da un passato contadino che rigettiamo, ma al cambiare di alcune dinamiche potrebbe esserci la necessità anche di coltivare in emergenza dei terreni incolti o dei terreni che stiamo sottraendo alla possibilità di farlo domani. Quindi ci si taglia la possibilità, e questo ha a che fare forse più di tante altre cose, più di tanti progetti del PNRR, il piano di ripresa e resilienza, ha a che fare con la resilienza, con la capacità di reagire a degli imprevisti. E invece trattiamo gli imprevisti come se che sono ben prevedibili, come ogni volta come un cigno nero di fronte al quale sussultare di sorpresa. E quindi, come con l'anidride carbonica, ci rendiamo conto che un'altra emissione di anidride carbonica ci porterà probabilmente, sicuramente, ancora più vicini a delle catastrofi.
Anche qua ci rendiamo conto del consumo di suolo che è insostenibile, ma ci si barcamena con questi aggettivi netto, consumo di suolo netto, oppure ridurre, come ricordava giustamente la collega, il più possibile al minimo, che poi sono soggettivi, sono declinabili, e quindi si limitano dei buoni propositi e purtroppo non sono declinati a livello di strutturale, a livello di pianificazione, a livello di decisioni anche politiche. E su questo vorrei ricordare che se si tratta di impermeabilizzazione significa coprire con uno strato non drenante dei suoli, quindi anche l'alimentazione delle falde, e qui parliamo dell'acqua, la possibilità di coltivare qualcosa di fertile, e parliamo di cibo, parliamo delle basi della vita e parliamo delle basi anche di quella resilienza, quindi possiamo avere una bellissima opera ingegneristica che ci aiuta a far fronte alle alluvioni urbane, perché c'è un bacino che mitiga e rallenta, ad esempio, le fasi di piena, ma se non abbiamo l'acqua e il cibo per far fronte a tutto il resto potrebbe essere un problema, quindi semplicemente per soppesare le scelte e riportare anche qualcosa alla base. E in questo, ad esempio, tra la competizione tra cibo, acqua ed energia, tra suoli potenzialmente coltivabili, agricoli ed energia, c'è questo slancio anche da persone che si occupano di energia, che si occupano di amministrazione locale. Mi sono trovato a una conferenza ultimamente in cui mi ha detto che bisogna con fretta, quasi l'urgenza del bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è tardi, bisogna coprire tutti i terreni di pannelli fotovoltaici, perché dobbiamo arrivare a una potenza installata di non so quanti gigawatt da qui a non so quanti anni, e bisogna indiscriminatamente far quello perché è quello più veloce, quello che il mercato può soddisfare più rapidamente. Però seguiamo le scelte veloci del mercato e andiamo a comprometterci è qualcosa di cui potremmo aver bisogno neanche dopodomani, purtroppo magari domani, non per fare il millenarista, ma per cercare di affrontare se vogliamo, con una consapevolezza collettiva, mettendo anche in dubbio quello che dico, per carità. E quindi da una parte di non ragionare piuttosto sull'installazione di fotovoltaico, sì, ma su tutte le superfici già danneggiate, sopra i palazzi, sopra i parcheggi, se vogliamo, sopra le piste ciclabili, così non prendiamo il sole mentre cambiamo un tipo di mobilità. E ovviamente non si può citare anche la bestemmia del pensare di far collimare la domanda e l'offerta di energia, insomma, quello che del 73, 6 mesi prima della prima crisi energetica, Ivan Illich ci diceva che effettivamente non è possibile far crescere la dotazione energetica all'infinito, quindi a un certo punto dovremmo far collimare anche la domanda e l'offerta per essere realiste. E quindi come ci rapportiamo a una nuova era? Come ci rapportiamo alla consapevolezza della scarsità? Dove troviamo i nuovi approcci e dove troviamo i nuovi strumenti, ma anche una nuova appunto mentalità, perché è di fronte anche all'urgenza. Come ci rapportiamo all'urgenza? Procrastinando, con delle buone pratiche, buone intenzioni. Poi ovviamente c'è la questione del suolo, a volte serve il suolo, c'è ad esempio la questione delle case, per costruire case bisogna fare il suolo, anche se poi almeno in Italia ci sono molte case vuote non abitate, c'è la questione che effettivamente l'immobile è al centro non delle funzioni, dei servizi della casa, eccetera, ma spesso è ovviamente un bene scambiabile. E qui cito un altro passaggio del libro, che è quello degli hinterland, ovvero andando a guardare la città di oggi, i territori di oggi, da cosa dipendono? Dipendono da risorse che vengono in un'economia globalizzata da tutto il mondo, e qui anche il dialogo con i geografi, ad esempio citiamo Brenner e Schmidt, e quindi in quegli hinterland, che non sono più l'hinterland, la campagna circostanza del buon governo della Toscana rinascimentale, ma spesso si arriva anche al sud d'America, al centro dell'Africa, e ci arriviamo anche per tutte le dotazioni per le cosiddette energie rinnovabili, perché poi il coltan, il litio, alcune risorse che sono comunque scarse e non rinnovabili vengono da lì. E, insomma, anche al centro di conflitti, se non proprio guerre aperte. Quindi questo ha a che fare anche con una sostenibilità che è sociale, che è anche ecologica, ma che ha a che fare anche con qualcosa che cambia qui. Abbiamo visto che ad esempio la crisi dei chip o l'interruzione di alcune forniture chiave, con una nave che per un accidente si ferma in mezzo al canale di Suez, potrebbero darci degli elementi per capire che in quanto flussi dipendenti da una situazione molto complessa, da una globalizzazione che spesso in grandi assisi internazionali si comincia a vedere scricchiolare, si parla già di post-globalizzazione, ma non dai movimenti alterglobalisti, ma dai grandi decisori politici ed economici mondiali. Allora, come ci rapportiamo ad un cambiamento? Quindi come a livello di locale, regionale, qual è la scala più adatta per gestire? Ovviamente non possiamo gestire i flussi da qui
al Sud America, però a quel punto possiamo renderci conto della limitatezza in un'epoca di incertezza, di una dipendenza così forte, quindi di una fragilità, di una vulnerabilità, e quindi se vogliamo parlare di resilienza, qual è la scala adatta? Potrebbe non essere quella urbana, come diceva oggi a pranzo il professor Sandro Fabbro, la città, ricordavamo, è comunque un sistema dissipatore per definizione, quindi qual è la scala più adatta? La scala locale può essere quella regionale, bioregionale, insomma, possiamo tirar fuori una serie di questioni, ovvero qual è la scala più adatta per avere almeno una parziale dotazione di quello di cui abbiamo più bisogno. E di nuovo cibo, acqua ed energia. E in questo non posso fare altro che citare appunto il gruppo con cui collaboro anche qui all'Università di Udine sotto il Dipartimento Politecnico Ingegneria e Architettura, oltre al professor Fabbro e il collega Giulia Fine e Claudia Faraone, in cui cerchiamo di portare anche questi elementi nel parlare di una resilienza rafforzata al 2050 per questa regione, anche all'interno del lavoro sul coordinamento scientifico del nuovo piano di governo del territorio del Friuli Venezia Giulia. E in questo trovo molto utile anche degli scambi con delle persone che si occupano di geografia, quindi la geografia, pianificazione del territorio e urbanistica, insomma mi sembra effettivamente che sono dei discorsi che si arricchiscono, ad esempio per arrivare ad apprezzare molto la proposta che il professor Fabio chiama ecopolitana, quindi una visione che non è più metropolitana ma cerca di armonizzare la bioregione, se vogliamo, i servizi che può offrire alla città, comunque agli insediamenti e il genere, e forse si passa proprio dall'interland globale, da questi da Brenner e Smith, insomma da geografi, da geografe. E qui su questo trovo uno scambio molto interessante, mi piacerebbe anche portare avanti in futuro. E anche qui cibo, acqua, energia, delle resilienze di base, che poi sono forse appunto alla base di resilienze più grandi di cui si parla e che possono metterli in crisi se vengono a mancare, che trattiamo anche come un nuovo diritto che c'è una responsabilità di garantire. E quindi un diritto al pari della sicurezza sismica e idrogeologica. Quindi se parliamo di rischio sismico e rischio idrogeologico, ci sono dei programmi, ci sono delle azioni ben definite, non ridurre il più possibile o ridurre al minimo il rischio sismico e il rischio idrogeologico. Okay? Quindi come una urgenza, quindi trattarla con la giusta dignità. E questo richiede forse un doppio passaggio, prima di tutto etico-culturale, insomma, per accettarlo, capirne la bontà e appunto l'urgenza. E dall'altra come conseguenza degli strumenti, quindi chiamiamolo normativo progettuale, chiamiamolo di politiche, chiamiamolo come vogliamo, ma può essere questo un atterraggio, insomma, che vada oltre le linee guida, i buoni propositi, le buone pratiche e anche quelle buone esperienze che i colleghi ci offrono, insomma, per capire collettivamente, discutere di cosa se ne può fare. Insomma, io finirei qui il mio stimolo, ecco. Ringrazio per l'attenzione e per l'invito. Bene, ringrazio sia Elisabetta che Silvio per le molte idee che avete incominciato a lanciare, e avrei una domanda per tutti e due. Ovviamente non vorrei prendervi troppo tempo, quindi in maniera sintetica, senza aprire un altro convegno adesso su questo. Però da un lato vorrei sapere se fosse possibile per voi sottolineare quali sono i principali blocchi per limitare il consumo di suolo. Alcune cose sono state accennate, direi in maniera esplicita dove sta l'inghippo, perché non riusciamo a bloccare il consumo di suolo da una parte, e dall'altra parte quale può essere il ruolo nostro come ricercatori, ricercatrici e dell'università. Ragionando da molti anni su questi temi, personalmente non credo manchino la capacità di produrre dati. Magari mancano i dati, nel senso che nella nostra regione non sono stati prodotti, però non è la capacità di produrre dati. E io credo che sia un problema in parte fiscale, perché oggettivamente molti comuni, le aree che hanno previsioni di urbanizzazione garantiscono ai comuni anche un'IMU più elevata.
E quindi diciamo che c'è un problema di questo tipo. E in parte poi parliamo proprio del discorso del consumo di suolo, credo che ci sia proprio anche un problema culturale, come anche ha accennato Silvio, culturale, perché non ci siamo ancora switchati sul fatto che i politici, ma anche diciamo la popolazione o parte della popolazione, l'economia, diciamo, può esserci un'economia verde proprio riducendo, limitando il consumo delle risorse. Quindi lo sviluppo non solo basato sull'aumento delle aree residenziali, ma su, diciamo, un altro modo di sviluppare le aree residenziali, magari su zone urbanizzate che vengono appunto riciclate. Cioè una dei concetti che porta avanti l'Unione Europea è proprio quello diciamo, l'economia circolare, un'economia circolare che può interessare proprio anche le aree urbane, che quindi vengono riutilizzate. È chiaro che da questo punto di vista poi ci sono degli aspetti ovviamente non semplici da risolvere, però credo che quella sia un po' la strada. E soprattutto anche sensibilizzare la popolazione, perché nel momento in cui anche a livello politico la popolazione richiede che ci sia diciamo, limitazione, e magari anche con le scelte elettorali esprime questo desiderio, magari credo che i politici poi saranno quasi costretti diciamo, ad adeguarsi. Sì, allora, la parola chiave può essere quella dello sviluppo, anche lì cercando anche di intendere, di declinare lo sviluppo per quel che è, perché spesso c'è questa doppia accezione, anche strumentale, di intenderlo allo stesso tempo come crescita indefinita ad ogni costo, non si sa per chi o per cosa, e come miglioramento delle condizioni di vita. Quindi non si può toccare lo sviluppo perché è un miglioramento delle condizioni di vita, ma poi sotto sotto non è un miglioramento, ma è semplicemente nasconde un altro intento. E quindi se diventa lo sviluppo... Sono due concetti diversi su qualsiasi manuale di economia. Ma sono spesso strumentalmente usati come interscambiabili, tant'è che sviluppo sostenibile e crescita verde... Che probabilmente chi lo fa lo fa in malafede. Lo fa in malafede, purtroppo così basti guardare, le Nazioni Unite parlano di sviluppo sostenibile, ma è una crescita verde. Insomma, se guardiamo criticamente poi quello come viene declinata, è una crescita verde, non è altro, e viene spacciata per sviluppo. Vogliamo parlare del rapporto del MIT, del Club di Roma del 72, il rapporto sui limiti alla crescita, è tradotto in italiano con i limiti dello sviluppo. Insomma, è un qualcosa che inizia con una determinata funzione, ovvero quella di sicuramente negli anni 70, in un periodo di boom economico, non si poteva parlare di limiti alla crescita. Quindi è un qualcosa di assolutamente strumentale e presente, per quanto sto appunto rimarcando la differenza tra i due concetti. Quindi se vogliamo parlare di sviluppo oltre alla crescita è anche il nome di questo seminario, se vogliamo parlare di sviluppo come miglioramento, se vogliamo anche mantenimento dei livelli buoni, ovvero cercare di non peggiorare i livelli di benessere domani, anche perché poi quando peggiorano sono sempre iniqui, e quindi nel non peggiorare le condizioni domani anche la protezione del suolo forse è uno dei primi pilastri. E in questo, di fronte all'inerzia culturale e in generale economica, politica, quel che vogliamo, non posso che rispondere, se vogliamo, con un punto fermo, con un punto che verrà visto come provocatorio, radicale, così. Quali sono i principali sblocchi? È un'unica parola d'ordine: consumo zero significa consumo zero, lo prendiamo alla lettera, non prendiamo declinarlo come lo stregatto, di nuovo riferimento a Lewis Carroll, che una parola significa quello che voglio che significa, la parola significa quello che significa. Consumo zero, se c'è una situazione di priorità, di urgenza e di preservare una risorsa non rinnovabile come il suolo fertile, e basta chiamarlo anche suolo fertile, perché usarlo consumo di suolo fertile è qualcosa di molto diverso anche nella percezione del problema. Quindi da una parte, e quindi nel definire poi quali sono le priorità, perché ovviamente il non consumare il suolo di fronte a un piano regolatore che prevede qualcosa che è legato alla rendita, ai valori di scambio del costruire, effettivamente è qualcosa che mette in crisi l'economia, e quindi capire quali sono i legami tra economia e, se vogliamo, ecologia.
Ok, capire che in realtà l'economia si inserisce dentro l'ecologia, e se cadono i fondamenti della vita cade anche l'economia, quindi è un qualcosa di anche economico, quindi dialogare, quindi che possiamo fare come ricercatrici, ricercatori, come accademiche? Da una parte servire il bene comune, usare le parole giuste, informare, dialogare con le discipline, ammonire che se in questa società è dominata da alcune direttive economiche, anche queste rischiano di andare in crisi se non si prendono alcune decisioni, quindi anche strumentalmente, anche cioè, in maniera insomma, con dialogo, e informare questo, ecco, poi senza pretese di portare le soluzioni, di fare dei ruoli che non ci appartengono, insomma, di non scavalcare chi deve disegnare delle politiche o di non scavalcare tutto il resto del mondo, insomma, tutto ciò che avviene dal basso, insomma, che forse è spesso anche tutta la sua dignità e il suo portato, insomma, al di fuori di quello che si può dire comunque dentro un'aula, dentro un ambiente comunque che rimane privilegiato e a tratti esclusivo. Quindi aprirsi con umiltà e cercare di informare, di usare le parole più corrette possibili, cercando di disintossicarsi anche dal linguaggio dominante, se vogliamo, che forse è uno dei punti di leva, insomma, si dice col pensiero sistemico. Grazie, c'è Elisabetta che vuole aggiungere. No, scusate, riguardo a questo tema, ecco, un altro aspetto che vorrei ricordare è che per esempio in Gran Bretagna c'è un contenimento del consumo di suolo, perché le leggi di pianificazione obbligano praticamente a riutilizzare una alta percentuale, cioè circa il 30%, se ricordo bene, di aree urbane diciamo in disuso. E però che cosa hanno fatto? Hanno sviluppato una banca dati nazionale delle aree urbane diciamo in disuso, dove ogni area viene descritta non soltanto con le mappe catastali e tutte le caratteristiche in termini di dimensione, localizzazione, uso precedente, se sono aree per esempio contaminate, perché uno dei grossi problemi del riutilizzo di aree urbane in disuso è la contaminazione del suolo. E che porta a anche poi spese enormi, interventi enormi per poterle appunto riciclare. Quindi in questo caso questa banca dati prende in considerazione anche il tipo di inquinamento, per esempio, che ha subito il suolo, e quindi questo diciamo base informativa che è omogenea a livello nazionale, cosa che in Italia non mi risulta ci sia, fa sì che se diciamo un developer, cioè oppure più come dire, soggetti che sono interessati, possono essere soggetti pubblici, privati, ma che comunque lanciano e sviluppano progetti, partono da comunque una conoscenza di quelle che sono, chiamiamolo il patrimonio in termini di aree dismesse che potrebbero essere utilizzate. Quindi da questo punto di vista effettivamente forse partire da una conoscenza accurata e dettagliata di questo tipo di aree potrebbe essere già la premessa per poter dire ma vabbè, facciamo dei ragionamenti su cosa possiamo fare di queste. Grazie. Bene, se ci sono domande dal pubblico vi chiedo una gentilezza, o se potete, no, o se venite qua davanti al vocione, o lo devo rifare io davanti al microfono. No, solo no, questo. io uso il vocione come probabilmente Andrea, abbiamo questo superpotere. Allora, stiamo divagando è una caratteristica particolare, nel senso che incontra tante persone di varia estrazione con linguaggi diversi, e quindi magari si fanno delle domande che vengono da un punto di vista diverso dal vostro. Allora, per te Elisabetta, a parte che mi è piaciuto moltissimo l'ultima cosa che hai detto, perché la storia dell'inquinamento, noi abbiamo un caso veramente eclatante, cioè l'area Safau e l'area Piave in mezzo alla città. Io penso che sia il più brutto biglietto da visita per chi transita da Fillac venendo a giro a Venezia. Non gli viene un austriaco di Ce ne sono a decine. Sì, no, ho capito, però noi stavamo parlando prima di Udine e io ho fatto solo questo, semplicemente perché ci ho abitato una vita davanti. Ma a parte questo, tu hai scritto il tuo intervento oltre la quantità, io dal mio piccolo quantitativo, e qua già è da ridere questa cosa, ti chiedo, io che mi sono sempre, diciamo, occupato di misurazione, no?
il problema, come dicevi tu, non è forse avere mancanza di strumenti e di dati, perché i dati ci sono. A me mi sembra che a partire dal concetto di sostenibilità, a partire poi dopo anche dai vostri concetti di occupazione del suolo, il problema siano le definizioni. Assolutamente, è uno dei problemi. Allora, quando non si sa che cosa si vuole misurare, capite che qualsiasi misura che voi avete poi può dire tutto il contrario di tutto. Questo era... Assolutamente centrale. Se mi confermi questo, solo che ho detto allora volevo che ho capito. Sì, ma ti rispondo anche se posso risponderti. Sì, dopo volevo invece un'altra domanda, invece, che è un altro piccolo cecchetto dal punto di vista economico. Tu hai detto che domanda e offerta, parlando di energia, non si incontrano. Ecco, tu qui becchi un economista, soprattutto ortodosso, è una bestemmia, perché tu sai benissimo che domanda e offerta si incontrano attraverso il prezzo. Quindi questo ce lo insegna l'economia, qualsiasi ragazzetto che fa macroeconomia a livello macro lo sa, non parliamo del livello micro. Allora io volevo capire, tu cosa intendi per adeguare la domanda all'offerta? Significa che se la domanda è troppo bassa, cosa devi farla? Abbassarla? In modo diverso dal prezzo, oppure tu vuoi agire dal punto di vista qualitativo e non so, ridurre, aumentare l'efficienza di qualsiasi apparecchio, indurre comportamenti che siano adatti al risparmio, perché non è che ci siano altre possibilità. Se hai lo stock fisso di disponibilità di potenza, tu puoi applicare quel carico, giusto? Punto. Quindi volevo sapere se la tua, quindi andando oltre quello che dicono gli economisti, è più un aspetto, diciamo, qualitativo sul comportamento del consumatore, posso immaginare, o del produttore. Il consumatore e il produttore sono i due elementi fondamentali dell'economia, a livello sia micro che macro. Sì, in effetti Jean-Pierre, l'aspetto delle definizioni è fondamentale ed è anche quello che dico ai miei studenti, perché poi a seconda delle discipline cambia. Comunque anche nell'ambito della stessa disciplina c'è proprio un problema di definizioni diverse, tanto che proprio nell'ambito di queste nuove indirizzi e documenti, nell'ambito della nuova strategia tematica per il suolo, si sta proprio pensando anche a cercare di uniformare le misurazioni, perché l'Unione Europea misura, diciamo, il consumo di suolo con un certo tipo di definizione, ISPRA con un certo tipo di definizione e le regioni, a seconda delle leggi regionali, ognuna con la sua definizione. Quindi, appunto, dico sempre, quando prendete dei dati, guardate bene a monte quali sono le definizioni, perché alle volte la grande illusione è stata vedere delle leggi approvate contro il consumo di suolo e quindi uno dice consumo di suolo zero, poi in realtà il serbatoio di aree appunto già destinate all'urbanizzazione e non edificate è il tesoretto che poi le regioni utilizzano per dichiarare che comunque il consumo rimane zero. No, ringrazio per la domanda, perché è un'opportunità di chiarire un qualcosa che mi sta particolarmente a cuore. Non è qualitativa, ma è prettamente quantitativa in realtà la questione della domanda e dell'offerta di energia, ovvero il confrontare, il mettere a confronto due proiezioni diverse. Abbiamo la proiezione, le cosiddette curve di esaurimento delle fonti energetiche, che sono curve di esaurimento, quindi è un qualcosa che va verso il basso. Poi guardiamo, e queste sono prodotte e rilasciate da enti pubblici a livello internazionale, intergovernativi, eccetera. Stessi livelli di enti pubblici, organizzazioni non intergovernative, producono invece le domande di energia da qui al 2050. Da qui al 2050 abbiamo le curve di esaurimento delle fonti energetiche e le domande di energia da qui al 2050. Una curva scende, che è quella dell'offerta, una curva sale, che è quella della domanda. Non è una questione di prezzo, è una questione dov'è la dissonanza cognitiva che non fa notare che se c'è un'offerta che diminuisce, una domanda che cresce, a un certo punto il giocattolo si rompe. Quindi di capire che il giocattolo è un giocattolo che si rompe, e quindi come prevenire la rottura, perché la rottura può essere drammatica. Quindi questo, perché non ci sarà, soprattutto se parliamo, c'è chi ha scritto che l'utilizzare il petrolio equivale ad avere 8 miliardi di schiavi, se leviamo il petrolio, dove abbiamo 8 miliardi di schiavi con un'energia che è diversa, che è quella del fotovoltaico. E c'è chi che fa i conti, se vogliamo fare i conti.
di cosa significherebbe passare alle energie cosiddette rinnovabili, e di nuovo cosiddette rinnovabili perché hanno bisogno di materiali scarsi. In Italia significherebbe ricoprire una buona superficie di territorio, di suolo, di pannelli fotovoltaici ed avere file e file di fotovoltaico ogni volta che vediamo il mare. A parte la produzione, i tempi di realizzazione, l'efficienza, la durata, ok? È un qualcosa che parte da una domanda. E se ci rendiamo conto, e purtroppo se ci mettiamo a fare i calcoli, al di là del credere nella prossima invenzione, delle notizie che celebrano le maree o qualcosa che ha un TRL, un livello di prontezza, di maturità tecnologica bassissimo, cioè non è ancora pronto, o non lo sarà la fusione nucleare, è comunque la prima volta che non si va sotto, non si va in debito nell'ottenere energia, ma da qui a potersi permettere l'energia da investire per avere indietro quell'energia, tolto il fatto dei rifiuti nucleari che saranno okay? C'è un problema di credere, quindi un problema che se vogliamo è filosofico, è etico, in questo positivismo, in questo credere che con la tecnologia arriveremo a qualcosa che ci permette di stare al passo di una domanda energetica crescente a fronte di una offerta energetica in declino, decrescente. È semplicemente quello, dico semplicemente purtroppo purtroppo con ironia. E tornando, prendendo ad esempio questa questione dell'energia che va in competizione anche con l'agricoltura nel consumo del suolo, ci sono queste formule dell'agrivoltaico, che a volte significa prendere un terreno, lo divide a metà in agricoltura e metà in produzione, trasformazione in realtà energetica, che quindi non è agricola, è metà, e quindi di fatto c'è metà consumo di suolo. E l'altra forse ancora peggio, che quando si va a interferire con l'agronomia, si vanno ad adombrare della produzione di alcune specie che dicono colleghe e colleghi che si occupano di agronomia non hanno lo stesso livello poi di resa. Ovvero produco, la pianta cresce, ma non è detto che poi possa mangiarlo, ci devo magari fare dell'energia, appunto. Anche lì non difendendo, e quindi anche un invito a tenere alta la soglia dell'attenzione quando si parla di uso agricolo. Non sempre l'uso agricolo è un qualcosa di positivo, perché un uso agricolo ad alta intensità di fertilizzante di sete comunque vanno a sterilizzare il suolo, a inquinare le acque, quindi anche lì non sacralizzare l'uso agricolo come consumo di suolo necessariamente buono, non fa per forza rima con sostenibilità, quindi purtroppo come l'uso di suolo agricolo industriale che ci inquina le acque, insomma comunque, questo infatti ricordava Elisabetta, e quindi richiamo qui anche qua nell'uso del linguaggio. L'uso del linguaggio, come c'era un cantautore emiliano che ci ricordava che i crimini contro la vita li chiamano errori, cioè se nel consumare un qualcosa che ha le basi della vita, come l'acqua, il suolo fertile, quindi il cibo, se sono crimini contro l'umanità, mi domando, e se lo sono, se sono da chiamare con questo nome. Sì, no, volevo aggiungere appunto rispetto alla competizione tra l'uso del suolo agricolo per la produzione di energie rinnovabili e per la produzione invece di alimenti, effettivamente è uno dei temi del momento, perché poi già qualche anno fa proprio il Ministero diciamo dell'Agricoltura aveva pubblicato un grafico che mi aveva colpito perché mostrava come se noi non importassimo alimenti dall'esterno usando le superfici agricole utilizzate a livello nazionale, noi non saremmo autosufficienti. Non lo eravamo già qualche anno fa. Quindi se a questo aggiungiamo il fatto che molte superfici verranno utilizzate, ma non soltanto per il discorso dei parchi fotovoltaici, ma anche per la produzione di biocombustibili, e quindi fondamentalmente c'è un problema di conflittualità negli usi del suolo. Questo è un primo tema. Un secondo tema che a me sta a cuore è quello della difesa degli spazi aperti in area urbana, perché sono degli spazi che allora io non sono diciamo di estrazione appunto area agraria, quindi non sono un urbanista, però c'è questa molte volte tendenza al riempimento degli spazi liberi, spazi aperti all'interno della città, mentre in realtà se noi pensiamo a quelle che sono proprio le funzioni che svolge il suolo, sia di assorbimento dell'acqua, sia anche di produzione primaria, pensiamo al discorso degli orti nelle aree periurbane che sono adesso così importanti,
importanti anche per la sostenibilità alimentare, e non soltanto, ma anche proprio per avere un verde di prossimità, perché è inutile parlare di foreste urbane e fondamentalmente pianificarle in periferia, perché uno dei concetti su cui vuole e su cui anche si sottolinea la politica europea è quella della prossimità del verde urbano. Cioè è importante avere aree verdi, è importante avere delle superfici verdi, ma è importante averle, secondo l'Unione Europea, entro praticamente massimo, se ricordo bene, 500 metri a piedi. Quindi pensare che in fondo degli spazi diciamo non costruiti all'interno della città, ragionare in termini di spazi che hanno valori, ma non solo valore economico, valori in termini di servizi ambientali, servizi sociali, che questi spazi aperti svolgono per i cittadini. E a me piange il cuore nel vedere che invece molte volte nella pianificazione, forse perché i piani sono ancora un po' datati, c'è invece il concetto di riempiamo gli spazi aperti perché la città deve essere densa. È cambiato, adesso si pensa invece a delle reti verdi percorribili in bicicletta a piedi che innervano la città e che ci consentono di uscire magari nella periferia. Quindi sono dei concetti che sono concetti più recenti, sono concetti ma che però sono già stati applicati in molte altre città anche all'estero o anche per esempio in certe città italiane, insomma, per cui ecco, mi piacerebbe che anche nella nostra regione si entrasse in quest'ordine di idee. Bene, grazie. C'è qualche altra domanda? Scusa, un chiarimento a proposito di quello che state dicendo. Non mi è chiaro prima, quando parlavi delle diverse modalità di misura, comunque anche diverse poi superfici diverse, dicevi utilizzando l'uso e la copertura del suolo, che il verde urbano, i parchi urbani, eccetera, sono considerati alla stregua di aree consumate. Sì. E questo... Devo capire se questo ha una valenza positiva, nel senso sono consumate, dunque le risparmiamo da eventuali altri interventi di edificazione, oppure si sono da equiparare alla prima criterio che ho utilizzato, che è quello del suolo consumato e impermeabilizzato, seppur magari tipo reversibile e non irreversibile. No, qual è la razza che sta dietro e se dobbiamo leggerla positivamente o negativamente? Ma dipende da qual è l'obiettivo, perché se sono, allora, questa secondo l'Unione Europea sono consumate perché tu lì non ci puoi fare agricoltura, sono aree con destinazione, chiamiamola così, comunque un codice di destinazione di area urbana, anche se è verde urbano, no? È area urbana. Ecco, però dal punto di vista delle appunto servizi ecosistemici non sono consumate ed è per questo che ISPRA invece ragiona in termini di impermeabilizzazione, perché dice anche se abbiamo il verde urbano che ai fini per esempio di un uso agricolo è perso, perché lì non ci possiamo fare agricoltura, però queste aree svolgono appunto dei servizi, chiamiamoli così, ecosistemici o ambientali. Perché? Perché un'area urbana in città mitiga il clima, si parla tanto per esempio delle isole di calore. Quello che a me spaventa in centro a Udine non è, cioè sono proprio, sono le estati adesso, perché io per esempio che vivo in centro in una zona ad alta densità abitativa, c'è più caldo alle 10 di sera che a mezzogiorno e quindi forse ci si dovrebbe porre il problema, ecco, che cosa? C'è un discorso per esempio di compensazione, di mitigazione, col discorso in certe città si ragiona sul discorso dei tetti verdi, delle pareti verdi, di un certo verde tecnologico cosiddetto, no? Ecco, però delle forme, se non abbiamo proprio dei veri e propri giardini, delle forme che ci consentono appunto di essere più resilienti anche in questo senso. Quindi dipende da che punto di vista vediamo il problema. Certo, ISPRA proprio ragiona in termini di impermeabilizzazione proprio per questo, perché ritiene che anche un giardino privato, il giardino privato ha una funzione importante, perché se il mio vicino mantiene un bel cedro deodara enorme, viene mitigato il clima anche vicino a casa mia. Ecco, quindi ricordiamoci che in fondo ecco, è importante proprio anche... Diciamo tagliare perché ci oscura. Beh, anche noi abbiamo le nostre colpe, il nuovo parcheggio di economia hanno tagliato tutti gli alberi. Certo, no, ecco, noi, diciamo, come università di Udine abbiamo le nostre colpe. Sì, devo dire sì.
Però dai, non sbilanciamoci. Va bene. Beh, certo. Venga, così ascoltano anche in diretta. Però questo è un problema ormai mondiale, no? Sì. Ecco, nel senso che diversamente dalle altre specie, l'Homo sapiens, le altre specie vivono e si sviluppano secondo ritmi naturali, no? Mentre l'Homo sapiens ha sviluppato il concetto di potenza, di dominio e, in parole povere, di crescita. Ecco, io direi che il problema di crescita dovrebbe essere non abolito il termine, ma ridimensionato un po', no? Che poi questa crescita va a finire nelle classi a incrementare soprattutto le classi dominanti, sapete cosa succede, no? Per cui io direi di ridurre un po' il nostro egoismo personale, no? Partecipare per rendere la vita, insomma, più vivibile. Poi teniamo conto anche dell'incremento demografico mondiale, no? Anche qua noi parliamo del nostro orticello, no? Va bene, coltiviamolo in modo corretto, però dobbiamo tenere presente che la popolazione mondiale cresce e per cui ha bisogno sempre più di risorse, no? Ma dovrebbero essere però commisurate al beneficio di tutti. Va bene, detto questo. Il problema locale è questo. Nel caso anche dell'autostrada, no? Adesso fanno la terza corsia e guarda caso che lungo l'autostrada crescono, no? Le strade laterali perché si concede ai comuni o alla provincia o alla regione di installare nuove attività industriali, commerciali, no? Per cui oltre al consumo di suolo dovuto all'ampliamento dell'autostrada, quindi del traffico, ma anche un consumo laterale che non si dovrebbe, insomma. Ecco, io volevo puntualizzare questo. Grazie. Se posso anche non so se... in merito a questo è vero che a livello globale comunque c'è la tendenza all'aumento delle metropoli, cioè l'aumento della dimensione delle metropoli e all'aumento delle aree urbane. Cioè la popolazione sempre di più vive in aree urbane, con tutti anche i problemi derivanti. E quindi questo è un aspetto. E poi per quanto riguarda, non l'ho detto, il consumo indotto, diciamo, lei parla dell'autostrada, ma pensiamo anche alle nostre abitudini di acquistare ormai via web i beni. Questo sta portando, e appunto lo studio che abbiamo fatto, che riguarda il Friuli Venezia Giulia ma anche la Lombardia con i colleghi del Politecnico, mostra che soprattutto in Lombardia c'è adesso un aumento enorme di centri per la logistica, di aree per la logistica e di infrastrutture di trasporto. Quindi in Friuli Venezia Giulia non è ancora così, questa, diciamo, tendenza non è ancora così palese, ma la prospettiva per il futuro è che ci sia, se ci saranno continuamente un aumento della domanda da parte di noi consumatori che ormai sempre di più ordiniamo via web. Quindi io penso che sia anche importante un consumo consapevole, cioè un consumo che appunto è consapevole di quelle che sono le conseguenze anche territoriali delle nostre scelte. No, volevo sapere cosa pensate dell'idea che il principale responsabile del consumo di suolo sia l'automobile.
Perché tutto il modello di sviluppo territoriale che noi abbiamo è basato sulla disponibilità di avere l'auto privata a costi molto bassi, quindi enormi periferie di case a bassa densità, centri commerciali sempre più lontani dai centri abitati, grandi infrastrutture per raggiungere i centri commerciali o le zone industriali, quindi un modello a bassa densità sostenuto dall'automobile. Quando non c'era l'automobile le città erano dense, perché la gente non poteva muoversi, si muoveva con i mezzi pubblici e tutto doveva rimanere contenuto all'interno di un'area più circoscritta. Iniziamo con Silvio. Sì, senz'altro è una questione che trovo rilevante e che ha a che fare con effettivamente allo stesso tempo con l'energia, con la mobilità e con la geografia, la pianificazione, l'urbanistica. Effettivamente qui torno a citare in realtà Ivan Illich nel 73 con il suo Energia ed Equità, che ne parlava poi tradotto in maniera indiscutibile in italiano come Elogio della bicicletta, Energia ed Equità, però parlava proprio di questo, cioè dell'automobile che va a creare lo sprawl urbano, quindi a dilatare in maniera incontrollata e anche irrevocabile, irreversibile la città, perché avendo bisogno, cioè potendo avere l'automobile si può costruire più fuori, si possono cacciare via le funzioni vitali come l'agricoltura per scopi alimentari più lontani, e oltre una certa soglia c'è un non ritorno, non si può più andare a piedi, quindi si deve avere più automobile, più infrastruttura e si deve andare più lontani, quindi è sicuramente una questione che trovo centrale, è una questione dimenticata, perché poi ovviamente parlare di lì, cioè, negli ultimi 50 anni, da quando è uscito quel libro, è assolutamente un tabù. Ovviamente era molto provocatorio l'autore, però chiaramente prendendolo come monito, come lettura critica delle derive opposte, lo trovo quanto di più urgente, sono d'accordissimo. Sì, allora sono Gabriele Cragnolini, rappresento Italia Nostra di Udine, quindi un'associazione conservazionista, diciamo, e da questo punto di vista ho colto un po' anche lo spunto proposto da Elisabetta Peccor riguardo al fatto culturale, riguardo alla sensibilità rispetto al consumo di suolo. Ora, altri aspetti sono particolarmente sentiti e diciamo la collettività è particolarmente sensibile a questi, per esempio le foreste, no? Io lavoro anche nei servizi forestali, non avete idea di quante richieste di ripiantumazione, di fare qualcosa abbiamo avuto dopo la tempesta Vaia. Tutte a comprare i taglieri sostenibili, tutte queste cose qua, no? Oppure prima incendi dell'Amazzonia, grande ondata emotiva su questo, giustamente, no? Anche su questo. Oppure il grande disastro, oppure gli incendi del Carso di quest'estate, no? Ci hanno messo in ansia per sto mese, qua effettivamente la cosa era inquietante, certo. Ecco, mi pare che tutta questa emotività appunto non ci sia per niente per quanto riguarda il suolo, a meno che non ci siano delle situazioni magari molto locali, no? Allora, ecco, se c'è una vicinanza, allora ecco che il cittadino magari è più sensibile. Come fenomeno generale, però, abbiamo un po' di fatica lo diciamo noi come associazione che rappresentiamo alcuni cittadini perlomeno, sentiamo questo fatto qui. Mi chiedo, alcune circostanze, tipo giornata mondiale del suolo, 5 dicembre, dico una cosa, no? Potrebbero essere forse più sfruttate, meglio sfruttate per promuovere questo genere di sensibilità veramente a un tema che ha dentro proprio l'irreversibilità di un danno in termini di sostenibilità, insomma. Sì, se posso rispondere, perché innanzitutto è un dato di fatto che, non so, le foreste e gli alberi li vediamo e li viviamo, il suolo rimane sotto i nostri piedi e quindi di fatto veramente è una risorsa quasi sconosciuta. Ed è per questo che proprio nell'ambito delle azioni della nuova strategia tematica per il suolo 2030, quella che è stata approvata alla fine del 2021, ci saranno e stanno già aprendo bandi, finanziamenti, azioni
azioni proprio per coinvolgere i cittadini e per fare in modo che la cultura e la conoscenza del suolo arrivi a tutta la popolazione, perché effettivamente ci si è resi conto che rispetto ad altre risorse o rispetto per esempio a, diciamo, le aree naturali, gli alberi, non c'è questa, diciamo, sensibilità o consapevolezza, perlomeno non nella maggior parte della popolazione. Quindi ci si aspetta, c'è proprio, si prevedono dei progetti e delle azioni proprio finalizzate a questo. Sì, effettivamente noto anche io, sono d'accordissimo con Elisabetta, il fattore culturale, ne parlavamo giusto in radio questa mattina. Il ruolo del suolo mi rendo conto che non è chiaro. Insomma, per lavoro, con la parte didattica, a volte propongo ai studenti degli esercizi di diagrammazione sistemica, ovvero che cosa serve per fare ad esempio del legname, anche molto in maniera utilitarista. Quindi serve l'albero, serve l'acqua. Il suolo manca sempre ed è alla base, ovviamente è alla base della vita e viene al più preso come un contenitore, come qualcosa che sta sotto i piedi. Ci dice in realtà ancora di più delle piante, no? Che Stefano Mancuso dice che siamo ciechi alle piante, siamo ancora più ciechi al suolo, insomma. Quindi effettivamente è una questione culturale, la trovo importantissima. Sì, poi per esempio un segnale che per esempio nella nostra regione non è stata ancora completata la carta pedologica, cioè la carta che mappa, adesso sono in fase di completamento, ma diciamo che ci sono voluti anni e anni, su quella che è un diciamo, documento informativo importantissimo, perché è alla base di tantissime scelte pianificatorie. Quindi voglio dire, credo che dovrebbe essere uno dei primi strati informativi di cui dovremmo dotarci per sapere appunto anche dove eventualmente ci sono i suoli più ricchi e più, diciamo, degni di essere protetti. Sì, a proposito poi di livello culturale, mi viene da pensare ad esempio a quello che alla fine in questo paese c'è ancora il ricordo della guerra, ad esempio, non so se tutte le persone in famiglia abbiano avuto delle narrazioni, se non altro dei genitori, delle nonne, e che vedo che si declina come ad esempio un avere un fare delle riserve. Ad esempio abbiamo visto i deliri, se vogliamo, dei primi giorni dello scoppio della pandemia, di cercare di accaparrarsi quante più scorte possibili. Però questo è un qualcosa che vedo comunque forse più vicino a una vulnerabilità, e quindi forse il contrario della resilienza, ovvero avere un qualcosa che comunque ci lascia dipendenti da altre persone che producono, e quindi non ci ricordiamo più di riempire di far più provviste e meno degli orti di guerra, cioè la possibilità in emergenza di riavvicinare una produzione anche a livello di autonomia, di non dipendere da catene di valore di produzione globale. E quindi anche in questo un aspetto culturale che forse, richiamando di nuovo Illich, insomma, che parlava di un eccesso di energia come un eccesso di zucchero, un delirio, insomma, da iperattività, da iperglicemia, in questo è forse una reazione diversa alla guerra, che poteva essere proteggere il suolo, perché significa anche alimentarsi, a un delirio del consumo, che invece ci lascia avere solamente un canale, che è quello di comprare di più, ma senza rendersi conto che quel comprare di più ha bisogno di qualcosa, compreso il suolo, insomma. Benissimo, allora io ringrazio nuovamente Silvio e Elisabetta, e chi ci ha seguito da casa e anche voi qua all'università, e diamo appuntamento al prossimo incontro di Divagando il 3 marzo. Cambiamento climatico e turismo. Siccome sarò io il moderatore, e insieme a me ci saranno Federica Gerla e Diego Scalise. Bene, grazie ancora e buona serata a tutti e a tutte. Grazie.